Signora cara, come faremo per mangiare? La carne no, il pesce no, con tutte queste sofisticazioni. Certo, come si farà con tutti sti putei? Mamma. Questa è la mia bambina, signora. Che bellina, che begli occhi che hai. Che farai da grande? La ballerina o la cantante perché si guadagnano tanti soldi. Ah, sì, sì, balla il twist che è una meraviglia. Fai vedere alla signora. Ha visto che brava? Buono, che questa è la pia papà. Ah papà, ma che i vigili vivono coi soldi delle contravvenzioni? Ma che fai, dormi? So, 500 lire. Ma quale 500? Io so 3 mesi. E il funerale di ieri? E che vuoi? Che te pago pure il funerale di tuo zio. Ma figliuoli. Bambini cari, ci troviamo riuniti qui con i vostri genitori e le vostre maestre per festeggiare un raro esempio di bontà e siamo orgogliosi che questo esempio di bontà sia fiorito nel nostro piccolo mondo. Sto parlando di una delle più care alunne della nostra scuola, la vostra compagna nelle ore di studio, la piccola Monica. Non avrei mai creduto che un giorno la direttrice e tutti i miei compagni di scuola potessero festeggiarmi tanto. Buongiorno, dottore. Presto, Monica, mi faccio tardi. Ciao cara. Tutte le mattine il babbo mi accompagnava. Io gli facevo fare sempre un po' tardi. Non perché sia pigra, ma perché non volevo incontrare nessuna delle mie compagne di scuola. Ma un giorno, mentre ero alla scuola di danza... 1, 2, 1, 2, 1, le spalle, il pencino, le braccia tese, Rosetta. Stai ritta, Monica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bambine. Signorina, un momento, Monica. Andiamo, cara. A posto, bambine. 2, 3, 1, 2, 3. Monica, piccola mia, devi dirmi perché non hai le scarpine nuove. Su, Monica, avanti, dillo alla mamma. Eppure ti ho dato i denari per andarle a comprare. Dimmi almeno che ne hai fatto dei soldi. Su, Monica, devi dirmelo assolutamente, se vuoi essere la mia cara piccola bambina. Ecco, vedi, mammina, io non ho fatto niente di male. Tutte le mattine, quando andavo a scuola, riuscivo e portavo i soldi alla vecchina all'angolo della strada, che ne aveva tanto bisogno, sai? Tesoro mio. Consegniamo alla piccola Monica un tangibile riconoscimento per la sua bontà, un piccolo premio di 10.000 lire. È per un furto di 10.000 lire che Piero si trova qui con noi. Ma io penso che sia recuperabile. Avanti. Vieni avanti, caro, vieni avanti.
Questa è la nuova assistente sociale. Ciao Piero. Come le dicevo, Piero è molto versatile e ha molte attitudini, quindi dovremo trovargli un lavoro adatto. Sfortunatamente non ha avuto una educazione adeguata. Sa, le necessità... A 7 anni ho cominciato a lavorare. A me i soldi mi sono sempre serviti, perché toccava portare a casa. Perché mio padre era disoccupato e mia madre non ce la faceva a tirare avanti da sola. Borsa valori di Milano, Molini Sosa, 3100, distillati, 3000, Eridagna, 2900, esercizio Molini, 1710, Motta. Mezzo litro di latte alla signorina. Ah ragazzi, ma che dormi? Ancora non hai messo il latte in frigorifero. Andiamo, sbrigate. Uno, 2, 3, 4 e 5. Ma poi rompevo troppa roba e mi cacciarono. Allora mi sono data la libera professione. Bambino, bisogna che ti svegli, sai? Dottore, ma lei c'ha una forza. Pronti? Oh! Ma Stefano, pensi che io voglio andare alle Olimpiadi di Tokyo? Se ci manderebbe io a Tokyo, ma a Noto. Bambino, svelto! Volo, dottore. Oh, arriva tuo fratello. Mi sembra un cane San Bernardo. Oh, cammina! Raga, guardate cosa ho trovato. Chiudete gli occhi. E chiudete gli occhi. Ma via a lavorare, non ci fa perdere tempo. Beh, vi siete decisi? Non chiudi gli occhi, se no questo. Fatto. Oh, ma che c'è da dire? Mo faccio spogliarello. Non vedi che articolo? Ancora non avete finito? Andiamo, che è tardi. Va a bruciare la carta. Oh, aspettatemi. Non famo come al solito. Speriamo che il padrone stasera ci dà 2000 lire. Io mi accontenterebbe pure da mezzo sacco. Poi mia madre, intanto che andava a servizio da una signora, mi fece raccomandare e mi trovarono un posto. Mi dettero pure la divisa. Arrivano gli americani del 14. A posto, ragazzi. Good morning, madam. Buongiorno. Oh, grazie. Good morning, sir. Beautiful Italia, beautiful. Let's go, baby. Thank you. Grazie. You speak well Americano. Thank you very much. Oh, ma quello ti ha dato 5 carte. Oh, con i clienti ci vuole occhio. Quello se crede che parlo americano. Non ti ricordi con l'egiziana? Oh, attento, arriva il portiere. Allora, ragazzi, qui le mance che dividiamo. Ma come, non si è mai diviso? E invece questa volta dividiamo, forza. Sbrigatevi su, a posto. Lui si credeva che finiva tutto lì. Ma io la sera stessa sono entrato in camera sua e gli ho presi 10.000 lire. Lo so che feci male, ma che dovevo fare? Piero è un ragazzo molto distratto, un sognatore, ma noi lo rimetteremo sulla buona strada. Del resto, quando sono così giovani non è molto difficile. In ogni modo, signorina, vedrà che qui si troverà bene, siamo come una famiglia.